La battaglia è per i cuori degli italiani e non c'è né colore politico né appartenenza. Questa è una battaglia nell'interesse dei nostri figli e della nostra civiltà. Non ci sono partiti, non ci sono, c'è soltanto una lotta unica per ristabilire le regole del gioco. Le regole del gioco devono essere chiare, dobbiamo avere un'informazione corretta e fuori da quell'aula non ci sono delle persone non per bene, ma ci sono persone per bene che si battono per i loro figli e per i figli di coloro i quali la pensano diversamente da noi. E coloro i quali se vogliono fare una strumentalizzazione pacifica risponderanno di fronte all'uomo e di fronte a Dio, perché questa è una battaglia nell'interesse di tutti i cittadini e dell'umanità, perché ognuno di noi ha diritto a questo alimento deve rappresentare gli italiani, sia italiani che ci hanno eletto e sia italiani che non ci hanno eletto e che stanno su posizione politica diverse dalle nostre. Civiltà significa rappresentare il popolo e difendere coloro i quali sostengono leggi giuste nell'interesse della collettività del paese. Io difenderò sia coloro i quali mi hanno sostenuto e sia coloro i quali non mi hanno sostenuto, perché la libertà è una bene preziosa e non si può chiedere contro partiti, ma si deve fare una battaglia dei nostri figli, perché dobbiamo stare tutti uniti per far sì che questa sia la prima battaglia per un processo di rinnovamento sociale. Questo è quello che dobbiamo fare. Il primo passo l'abbiamo portato a casa, il secondo passo speriamo di portarlo a casa domani mattina alla votazione definitiva. Questo è quello che dobbiamo fare. No a questo decreto che non tutela nessuno, ma tutela solo e esclusivamente le nostre farmaceutiche.